Macelleria Salumeria Tomasello. Sapori di Sicilia. Carni selezionate di qualità e preparati gustosissimi ogni giorno. La tradizione e l'esperienza tramandate da padre in figlio. Macelleria Salumeria Tomasello, a Barcellona Pozzo di Gotto. Venume, produzione e vendita inerti. Consegna a destinazione in Italia e all'estero. Lavori edili, civili e pubblici. Produzione e consegna di calcestruzzi e conglomerati bituminosi. Venume, a San Filippo del Mela. Online venumer.it. Sympathy. Rosticceria, rustici mignon e micro per compleanni e aperitivi. Polli alla brace. La domenica lasagne, cannelloni, pasta al forno, involtini di melanzane. Bontà e cortesia? Sympathy, a San Pietro di Milazzo, telefono 090 929 5519. Ah, che bell'aria fresca! Sono stato pure stonato perché l'aria è davvero fresca, freschissima. Siamo, lo dico subito dove siamo, a Floresta, il comune più alto della Sicilia, esattamente A 1275 metri sul livello del mare. E con questi numeri vi salutiamo, vi diamo il benvenuto a questo nuovo appuntamento di Musica e dintorni. Naturalmente Anna Maria Lanz E Giuseppe Santamaria. in arte Atmosfera Blu, perché lo ricordo che la nostra attività è quella, noi suoniamo, cantiamo, portiamo la nostra musica in giro, però ecco, ci siamo inventati con la passione per il territorio questo programma televisivo e quindi vi salutano anche quelli che sono i nostri compagni di viaggio di questa avventura. Mariangela Santamaria che è lì, segretaria di produzione, scrive i testi, ci bacchetta quando sbagliamo, poi c'è Fortunato Porcino, la regia di Salvatore Siragusa e oggi c'è anche Laura Siragusa con noi. Bene, abbiamo detto tutto, ma scopriremo tutto, anzi non tutto, un po' sempre di questo che è veramente un paese che oggi ci ospita in una maniera straordinaria, in mezzo alla natura. Naturalmente adesso andiamo in musica con la radio in TV in compagnia, come al solito, di Santino Gugliotta. Che bella atmosfera anche oggi negli studi di Radio Italia anni 60 a Messina per il consueto appuntamento all'interno di questa trasmissione che sta diventando una trasmissione cult, ovvero sia musiche e dintorni grazie soprattutto alla conduzione. Noi qui in radio una volta tanto vogliamo invece ringraziare coloro i quali permettono la messa in onda e diciamo questa interattività al meglio e quindi ringrazio i tecnici che sono proprio la colonna portante di questo appuntamento, Ferdinando Losardo, Salvatore Siragusa e poi anche Fortunato Porcino, lo posso dire, il cognome, vabbè, se ti chiami Porcino la colpa non è mia, caro Fortunato, sei stato sfortunato. Invece noi siamo fortunati oggi a avere negli studi un'altra bella presenza femminile, ovvero sia Marila Genovese. Marila Genovese, lei in realtà dovete sapere, io lo devo dire per dovere di informazione, all'anagrafe esce come Maria Laura Genovese. Sì. Però siccome lei pensa così istintivamente, anche perché probabilmente ha anche delle doti di chiaroveggenza di poter diventare una grande star in futuro, ha deciso di fondere il nome e ne è venuto fuori Marila, Sì. e invece di Maria Laura.
Marila Genovese. Saranno molto contenti i tuoi genitori di questa Sono scelta. stati loro in realtà. Sono stati loro. Va bene, allora avevano fatto un errore e poi hanno riparato. È Allora, riuscito. cara Marila Genovese, tu vieni non da Genova, mi auguro. No, da Barcellona. Da Barcellona, ma Non quella di Spagna. No, Barcellona Pozzo di Gotto, presumo. Finalmente una ragazza che arriva da Barcellona, ci mancava proprio. Allora, Maria Luisa, Marila, scusa, Vabbè, ho tanti nomi. dai. hai tanti Non nomi, problema. Marila comunque. Tu che cosa, oltre a dilettarti, perché è un diletto attualmente, Sì. ecco, nel canto, c'è qualche altra particolare attività che ti sta molto al cuore? Allora, io studio canto da 10 anni circa Mm? e da 2 anni ho iniziato anche a suonare il pianoforte. E per quanto riguarda gli studi in generali, mi sono appena laureata in lingue e quindi, come tanti altri giovani, sono in cerca di lavoro. Sfortunatamente non si trova. Non sei sono l'unica. Non sei l'unica. E comunque un'arca di scienza, riesce a mettere insieme tutte queste cose. tu. Ci vuole organizzazione. Ci vuole organizzare, bisogna sapersi organizzare, come diceva un mio caro amico, che in realtà non si è organizzato molto bene. Ma lei è veramente super organizzata, anche ad esempio se io a questo punto mi venisse in mente di dirle musica e dintorni, io so per certo che lei risponderebbe. Certo. Allora, per me Musica e dintorni è stata una bellissima vetrina per noi ragazzi, perché ci ha permesso di farci conoscere sia attraverso la radio, anche attraverso la TV. Io personalmente mi sono divertita tantissimo, perché per me è stata la prima volta sia in una radio ma anche in uno studio di registrazione, quindi per me è stata una bellissima esperienza. Lei è organizzatissima invece sul piano musicale, come ha detto, anche perché ci farà ascoltare una canzone che certamente è una delle canzoni più belle degli ultimi anni, firmata da un signore che ha fatto incetta di Grammy Awards all'ultima edizione di Los Angeles, veramente un cantante sopraffino, bisogna dire, e la canzone è veramente OK. Quindi adesso Marila Genovese si esibirà nella splendida Stay With Me di Sam Smith. Guess it's true, I'm not good at a one night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, ain't some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh.
Salve Sindaco. Ben arrivata. Grazie, grazie. Oggi cercheremo di portare attraverso le telecamere l'aria pulita e direi anche fresca a chi ci segue da casa. A lei quindi il compito di presentare il paese di Floresta, prego. Intanto benvenuti qua a Floresta. Grazie. Floresta, come sapete tutti, è il paese più alto della Sicilia, 1275 metri. È un paesino che, diciamo, vista la particolare ubicazione, risente parecchio del periodo invernale. Il periodo invernale è pesante, in passato abbiamo avuto anche precipitazione con quantità in neve che si aggira intorno ai 2-3 metri. Nell'81 siamo stati anche aiutati dall'esercito. È un paesino che vede la sua nascita dal periodo del brigantaggio, è un paese che vive di pastorizia e agricoltura e negli ultimi anni, devo dire, in seguito al nostro insediamento dell'amministrazione, ragazzi giovani, abbiamo voluto incentivare e rilanciare quello che è un territorio a vocazione turistica. L'abbiamo fatto con iniziative importanti che vengono ormai riconosciute a livello regionale. Conta di circa 450 abitanti. Il più delle volte chi ci guarda pensa che siamo 2000, siamo 450 abitanti. Viviamo qua tutti insieme in un unico blocco, siamo un paese accogliente, siamo un paese in cui si collabora attivamente per sopravvivere, diciamo, tra virgolette. Parliamo sempre del paese più alto di Sicilia, quindi siamo un paese ubicato a 1300 metri, ma riusciamo a vivere e a creare i servizi, tant'è vero che la composizione della popolazione è per lo più di persone anziane, quindi bisogna attenzionare gli anziani, bisogna attenzionare anche i giovani, perché dovete sapere che i nostri bimbi, già superata la quinta elementare, iniziano a frequentare la scuola a Randazzo, a 25 km da Floresta. Quindi un po' distante, quindi si può capire che nel periodo invernale può essere anche pericoloso. Siamo abituati, siamo nati qua, io sono nato qua, cresciuto, ho studiato fuori, insieme ai ragazzi con i quali abbiamo condiviso questa, diciamo, scelta politica, siamo stati in grado di rilanciare dal punto di vista economico Floresta. L'abbiamo fatto bene, ormai penso che questa cosa ci viene riconosciuta da tutti. Ci è stata riconosciuta anche dai nostri concittadini, dai 450 abitanti, quando nel 2013 abbiamo di nuovo confermato la nostra compagine politica. È chiaro, vivere a Floresta è difficile. La mentalità nostra dei giovani è stata quella di iniziare a valutare quello che il territorio ci dà, la natura ci offre. Quindi da tutto quello che la natura crea, mi riferisco alla neve, ai prodotti tipici del nostro territorio che sono molteplici, abbiamo iniziato a valutare e studiare cosa si poteva fare. Siamo stati bravi a concretizzare alcune idee, mi riferisco a quella secondo me più brillante, che è il riconoscimento dei prodotti d'eco, che è tipico del nostro comune, l'unico comune in Sicilia che riesce a produrre con i propri dipendenti, all'interno del quale diciamo, partecipano anche i privati. I privati siamo circa 16 aziende in tutto. Il DECO che cos'è? È un riconoscimento dei prodotti della terra, ma anche dei prodotti della zootecnia che sono del nostro territorio. Iniziò tutto nel 2010, quando in Consiglio Comunale si è discusso di approvare questo disciplinare riconosciuto anche dall'ANCI italiano, e da qua io insieme agli assessori, ma soprattutto ai dipendenti comunali, siamo stati in grado di iniziare a fare delle piantagioni. Mi riferisco in un orto detto volgarmente orto del comune, dove produciamo fragole, patate, il fagiolino a crocchitto che è tipico del nostro territorio, un fagiolino che è molto particolare. Un nome strano. E il nome nasce dalla conformazione, dalla forma che ha, infatti diciamo curvo, bozzellato, si mangia con la scorza, è tipico del nostro territorio. Basti pensare che in passato non veniva riconosciuto da nessuno, adesso è diventato una celebrità, fa parte dell'Ottobrando, la prima domenica festeggiamo il fagiolino a crocchitto. È particolare questa situazione in quanto da noi chi vende lo fa direttamente, lo fa anche il comune con gli agenti contabili, i vigili. Tutto inizia quando la terza domenica d'agosto apriamo l'orto alle famiglie. Io ho visto quest'anno, lo dico con orgoglio, che parecchie famiglie si sono avvicinate a questa nostra invenzione, dove i bimbi possono raccogliere fragole, possono vedere come si prende la patata, il mais, il fagiolino a crocchitto stesso. Quindi un'iniziativa molto particolare, dove il comune non sta a guardare ma crea economia e lo fa in modo concreto. Questo è importante. Grazie Sindaco davvero per il suo intervento e diamo la parola a Giuseppe. Mi verrebbe da chiedere che aria c'è fuori?
Anna, come vuoi che sia l'aria? Stupenda, frizzante, fresca, soprattutto pulita. Sto facendo una scorta io, me la porterò a casa nella nostra Barcellona. E tu sai che già dove mi vedi sai che sono contento, perché amo il verde, amiamo la natura, e meglio di così oggi non poteva andare qui a Floresta in compagnia del nostro primo ospite, il vicepresidente della Proloco, Antonio Stroscio. Ciao Antonio. Ciao. E grazie soprattutto per averci dato la possibilità di venire da voi, di venire a trovarvi, e direi adesso, guarda, mi viene spontanea e la dico, parliamo di arte nell'orto. Direi. Guardiamo la telecamera, altrimenti il nostro regista si arrabbia, poi se la prende con me. Oggi siamo qui nell'Orto Deco, un'altra scommessa, diciamo, dell'amministrazione Marzullo. È nata 2 anni fa, inizialmente con una piccola produzione di fragole. Adesso già siamo al 2° anno e vediamo come l'estensione delle fragole già è molto avanzata, però non solo questo. Vengono coltivate soprattutto il fagiolino a crucchetto, che è l'unico prodotto, diciamo, che nasce solo a Floresta, perché in altri comuni hanno magari provato a piantarlo ma non esce, perché sarà la particolarità dell'altezza, forse la temperatura. Oltre a quello abbiamo anche patate, molti cavolfiore, molti altri prodotti che vengono coltivati proprio qui e dove tutte le persone possono accedere e acquistare ovviamente i prodotti, che, come ha ricordato in apertura il sindaco, sono soprattutto con la denominazione Deco, che è quella di origine comunale, il cui comune di Floresta ne vanta oggi. Mi sono sbilanciato, ma ho detto bene, perché qui si parla di arte e molte volte si dà troppa poca importanza al lavoro e alla fatica che c'è dietro, ma i risultati sono artistici, perché insomma poi le prelibatezze diciamo che è stato molto apprezzato da tutte le persone che comunque in questi 2 anni, soprattutto nel periodo di settembre, che ogni domenica di settembre l'orto è aperto ed è accessibile a tutte le persone, e ovviamente hanno molto apprezzato questa iniziativa, e diciamo che ha reso molto anche economicamente, perché comunque il sacrificio lavorativo è stato poi ripagato con i prodotti finali, quindi assolutamente un'ottima idea. Parlando di territorio, noi ci troviamo in un luogo che pochi sanno essere la sorgente di un fiume importante. Sì, infatti molti sono convinti che il fiume Alcantara nasce a Randazzo, ma in realtà non è proprio così, perché comunque il fiume Alcantara nasce a quota 1200 circa, quindi fra Monte Serra e Monte Baratta, proprio qui alle spalle del centro abitato, e poi confluisce lungo il versante sud del paese per poi arrivare al lago Currita, e da lì, quindi a Randazzo, poi inizia la vera e propria denominazione del fiume Alcantara. Però in realtà nasce qui. La denominazione inizialmente è Torrente Favoscuro, però poi comunque diciamo che è da qui la vera e propria sorgente del fiume. Guarda, io oggi lo ripeto perché mi piace ripeterlo, abbiamo avuto questa possibilità di scoprire un centro della provincia di Messina che magari quando tu pensi Floresta la prima cosa che ti viene in mente è il fatto che comunque è il comune più alto della Sicilia, ma qui di cose da scoprire e soprattutto di paesaggi, ma di prodotti tipici e di tutto quello che è veramente un grande impegno. C'è tanto ma tanto da dire. Con Antonio ci rivedremo alla fine per i saluti finali. Se posso vi invito il 26 luglio per la festa, che è veramente una cosa bellissima. Guarda che questo invito arriverà a tantissima gente, perché sono tanti quelli che seguono musica. È una bella festa, molto sentita da noi, quindi vi invito a venire, così noi ci verremo trasferiamo un altro giorno insieme. E speriamo anche di portare qui a Floresta prima o poi lo spettacolo di Atmosfera Blu. Quindi parlando di Atmosfera Blu ci gustiamo insieme un video tratto dal Tour 2015 Ancora Musica. Che fresco! Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, se non importa il trucco, la bellezza è in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è il nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Vorrei da me da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Stacca dal tuo lavoro almeno per un me, la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbasso i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a
scorge senza sapere quando, andata senza ritorno, di seguire fino a capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra da Roma fino a Bangkok, cercando te. Anche i muri di questa città mi parlano di te, le parole restano a me, più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere, senza sapere quando. Volerei da te da Milano fino a Bangkok, passando per Londra da Roma fino a Bangkok, cercando te. Un finale lungo! Rulla, 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 rulla! Allora signori, io comincio a chiedervi... Porta sulla tua tavola l'antica tradizione del pane di Sicilia. Il pane della nonna, con gli stessi ingredienti di una volta. Solo antiche farine di Sicilia, il lievito naturale di nostra produzione, acqua, sale e tante ore di riposo per una ricetta tutta naturale. Un'attenta cottura nel forno a legna ne esalta il sapore per regalarti un gusto unico. Per il benessere della tua salute trovi anche un'intera linea di prodotti biologici certificati. Lo trovi a Barcellona, Brolo e Milazzo. Real Pane, tutta la bontà che cercavi. Nel campo edile grondiamo esperienza, qualità, serietà. Logico! Aliberti Giovanni è un'azienda leader nella produzione di grondaie. Ferramenta, materiale edile di Aliberti Giovanni. Vendita a legnami, collanti, malte premiscelate, laterizi, tubolare zincato, lastre coibentate, pietre d'arredo. Rivenditore autorizzato delle marche Keracol, Italcementi, Virer, Cotto Coperture. Consegna a domicilio con autogru, trasporto sabbia. Ferramenta materiale edile di Aliberti Giovanni. Via Giovanni Boccaccio 47, Terme Vigliatore. Telefono e fax 090 97 81 752. Ditta Aliberti Giovanni, l'edilizia dalla A alla Z. Musica per le mie orecchie, ma perché? Perché abbiamo sentito la musica intanto della nostra estate scorsa, ma adesso c'è questo meraviglioso suono dell'acqua. Sono in compagnia del sindaco che vive in questo territorio, cioè lui è un sindaco che il territorio lo vive e quindi non possiamo non parlare con lui di quelle che sono le grandi manifestazioni di Floresta. Sì Giuseppe, intanto ti voglio dire che qua dentro ci troviamo all'interno del Parco Neve. Il Parco Neve rientra in quel cartello di Floresta Eventi. Sono 4 attività, tra cui il Parco Neve, Ottobrando, l'Orto Deco e Festa di Primavera. Floresta, te l'ho detto prima, rilancia tutto su quello che è il territorio, viviamo con il territorio che ci è stato donato fortunatamente dal Signore e che noi cerchiamo di utilizzare al meglio per vivere e per portare avanti le nostre famiglie. Il cartello è un cartello complesso, nasce appunto dalla voglia di rilanciare l'economia del territorio, l'abbiamo fatto, iniziamo solitamente all'inizio dell'anno, già a gennaio, con il Parco Neve, un Parco Neve che è creato come un circuito cittadino, mi riferisco a Monte Carlo, è una circonvolazione delimitata con delle balle di paglia, all'interno del quale si trova c'è la possibilità di affittare degli slittini ed avere poi anche le lezioni con un maestro di sci di fondo, quindi è una cosa molto particolare che però è parecchio apprezzato soprattutto dalle famiglie. Immagino, mamme e bambini quasi divertono. Assolutamente. Il Parco Neve secondo me è l'evento, quello che ci vuole parecchio lavoro, ma è quello che ti fa capire la valenza e l'importanza dell'ubicazione di Floresta, il comune più alto della Sicilia, la neve. Certo.
non più un problema ma bensì una risorsa. Tutto ciò nasce dalla capacità imprenditoriale che noi, diciamo, questa squadra di ragazzi abbiamo voluto, diciamo, realizzare. Ragioniamo da manager, il territorio è nostro, e iniziamo a utilizzare quello che la natura ci ha creato. Da qua il disciplinare Deco, i prodotti Deco, con le fragole e tutto quello che l'orto riesce a produrre, la vendita diretta. L'altro evento molto particolare è la festa di primavera, che vede dei percorsi naturalistici all'interno del territorio. Devo dire che qua siamo sulla sorgente del fiume Alcantara, nessuno sa che il fiume Alcantara nasce a Floresta. All'interno, diciamo, di questo fiume solitamente facciamo questi percorsi e allietati all'interno con concerti di musica classica, violini, e poi con la possibilità di degustare le fragole. Ancora meglio. Ancora meglio. E poi arriviamo all'Orto Deco ad agosto con la raccolta dei prodotti e poi c'è sua, diciamo, maestà l'Ottobrando. Assolutamente. Prendete nota, ottobre, tutte le domeniche di ottobre. Ottobrando, che ormai è diventata una manifestazione, secondo me, quella più importante dell'intero territorio siciliano, che dà numeri importanti e che dà risorse per il territorio. Da qua il discorso di management aziendale fatto sia da me ma da chi sta con me. Devo dire che i miei commercianti sono bravi a partecipare attivamente sia con i soldi ma anche con il lavoro, quindi la nostra manifestazione è indipendente da quello che i fondi regionali, anche se devo dire che poco e niente ci viene concesso. Quindi Floresta è un paese che si è rimboccato le maniche, lo facciamo noi come amministratori, creando appunto, dando la possibilità di vivere qua. Io sono padre di 2 bimbi, 3 anni e 5 anni, li ho mantenuti qua, cerco di vivere qua, anche se capisco che i bimbi sono un pochino limitati. Certo, ma impareranno ad apprezzare questo grandissimo territorio, queste grandissime risorse. Non possiamo non parlare, anche perché vedremo adesso le immagini, della produzione di un prodotto tipico d'eccellenza, che è la provola. Sì, la provola è la bomboniera di Floresta, è il nostro biglietto da visita. Floresta in passato era conosciuta solo per la provola Duca Sala Floresta. È un prodotto tipico che è stato, diciamo, realizzato dai nostri avi diciamo, diversi anni fa, che tuttavia mantiene la sua tipicità. La mantiene, diciamo, come vedete qua i pascoli sono pascoli ricchi di alta montagna, quindi le bovine si alimentano di prodotti buoni, genuini. Quindi di conseguenza da un prodotto buono la trasformazione e la produzione della provola. Viene realizzata tutti i giorni dai nostri produttori, ci sono circa 3 caseifici autorizzati, una buona nicchia, diciamo, di produzione viene realizzata sia sul nostro territorio ma anche nei comuni vicini. Qualcuno si riferisce sempre alla nostra produzione, entra in quella situazione in cui Floresta tira per la capacità di visibilità, di promozione. E quindi sfrutta un po' la scia, diciamo così, ecco, sì, diciamo che messaggio. Creiamo anche economia nei comuni vicini. Parlando di provola, c'è una particolarità della provola. Sì, la provola nasce qua a Floresta, è realizzata dai nostri mastri casari, rientra nel disciplinare dei prodotti Deco. Ci sono 3 produttori riconosciuti come produttori Deco. La provola non va conosciuta solo come provola in se stesso, qua abbiamo una particolarità che è la provola con il limone. Come viene realizzata? Viene realizzata sul momento, quando, diciamo, viene impastato l'impasto della provola, all'interno della provola con pezzature che vanno da 4 ai 5 kg viene inserito un verdello. Successivamente stagionata per 6-7 mesi, verrà degustata e quella provola avrà l'aroma del limone, quindi la provola con il limone, molto particolare. L'assaggeremo. Infatti sicuramente da vedere e soprattutto da mangiare, da degustare. Vi abbiamo dato veramente tante informazioni, ma vi assicuro che le telecamere non rendono assolutamente quello che l'occhio vede qui a Floresta, e quello che sono i profumi davvero e i sapori. Quindi col sindaco ci vedremo dopo per i saluti finali insieme agli altri ospiti, e intanto torniamo con la musica, torniamo negli studi di Radio Italia anni 60 per portare la radio in TV con Santino Gugliotta. A dopo. Aspetta Giuseppe, prima di andare in musica mi fermo a comprare qualche prodotto tipico che tu sicuramente apprezzerai, e mi hanno espressamente consigliato Specialità Montane di Luca Natalotto. Andiamo insieme. Permesso? Buongiorno. Buongiorno. No. Siamo qui per le riprese di Musica e dintorni e vorrei portare a casa qualche prodotto tipico di Floresta. Mi può consigliare qualcosa?
Sì, noi abbiamo tanti prodotti tipici, abbiamo la provola che è il prodotto di punta di Floresta, ce l'abbiamo sia fresca che stagionata, poi abbiamo anche, eccola qua, quella con il limone dentro, che è un prodotto particolare, il limone si mette alla lavorazione e poi viene stagionata con il limone dentro, quindi il formaggio prende l'essenza Proprio del una limone. particolarità Sì. della zona. Poi abbiamo le schiacciatine, la schiacciata è una mozzarella tipica nostra, la usiamo sia nella pasta a forno, sulla pizza, è sempre la stessa pasta della provola, solo che ogni chilo di prodotto va messo nell'acqua col sale solo per un paio d'ore, mentre la provola sta a 24 ore e quindi può fare il processo di stagionatura. Poi abbiamo i formaggi, abbiamo il pepato fresco, è un pecorino con il pepe nero, abbiamo il pepato quello stagionato da grattugiare anche sulla pasta, poi abbiamo le varie ricottine, abbiamo quella infornata nel forno a legna e abbiamo quella là tipica florestana che è quella asciugata al sole che noi chiamiamo in dialettata tignusa perché fa una specie di tigna, noi chiamiamo. Poi per quanto riguarda i salumi le posso dare, abbiamo questo qua a grana grossa che è di suino nero tagliato al coltello, questa salsiccia che è una particolarità nostra perché all'interno mettiamo o il pepe nero o il pepe rosso con il finocchietto selvatico, abbiamo le pancette sempre di suino nero, poi abbiamo dei bei prosciutti crudi che sono arricchiti sia di pepe rosso che solo di sugna come vede là sopra. Diciamo, e poi abbiamo tanti tipi di conserve, abbiamo dalle marmellatine, abbiamo peperoncini di 7 anni con l'acciuga dentro, insomma Mamma c'è mia. un po' di specialità, abbiamo il pane di casa, C'è davvero tanta nel forno a scelta. legna. Beh, la scelta è difficilissima, penso che prenderò un po' di tutto, sì. E intanto spazio alla radio. Ancora siamo qui, non ce ne vogliamo proprio andare, anche perché seguiamo veramente con grande interesse, con grande passione non la partita di calcio, il programma di Qui Sopra, no? Che anche voi state vedendo, voi amici di Antenna del Mediterraneo. Risalutiamo Giuseppe ed Anna Maria che sono con noi, anche se non sono negli studi di Radio Italia anni 60 a Messina, ma nei nostri studi abbiamo un altro talento di questo progetto così originale e direi anche così bello. Quindi salutiamo Massimo Ricciardi, ciao. Ciao, salutiamo ovviamente anche il pubblico televisivo, anche per te, diciamo, per aprire la discussione, che poi non è una discussione come abbiamo già detto altre volte, ma è un modo per conoscersi meglio e per farti conoscere in questo caso meglio dai nostri telespettatori, soprattutto da dove vieni. Da Barcellona Pozzo di Gotto. Cosa fai di bello nella vita? Non chiediamo mai le cose brutte, le cose belle ci deve dire che fai in genere. Di bello canto. Ah, di bello canto, è il massimo proprio. Sì. Anche tu non mi dire che vieni dall'università, che stai studiando. No, lavoro. Finalmente uno che lavora, e questa è veramente una situazione interessante, una sorta di scoop. Che lavoro fai, Massimo? Sono un tecnico informatico, diciamo. Tecnico informatico, bello come lavoro? Ti prende oppure... Il giusto. Non è noioso? A volte sì, a volte no, dipende da quello che si fa. La musica invece, con la musica... la musica non è mai è noiosa. tutta un'altra storia. C'è un cantante o una cantante in genere che tu segui con particolare interesse proprio? Sono un paio quelli, diciamo, che seguo con particolare interesse. Di più c'è Giovanotti, o magari Tiziano Ferro, oppure qualche altro rapper, diciamo. Rapper, sì. Quello rapper, rap hip hop, quel genere. Sì. Però tu oggi, lo dico dopo, perché so questa cosa che ormai sai come quelle eredità che poi non sono, sono delle cambiali, e quindi io devo pagare una cambiale al termine di questo piccolo tête à tête, nel senso che ti devo dire due cose, ma non sono cose cattive, no? Ti dico ti dico musica e dintorni, e tu cosa mi dici? Musica e dintorni, intanto direi grazie per musica e dintorni, perché comunque viviamo in un contesto, quello della nostra provincia di Messina, in cui i talenti o comunque chi è che cerca di fare qualcosa non viene mai preso in considerazione, purtroppo, perché la mentalità della gente ancora forse non è progredita abbastanza, e quindi grazie appunto a questa iniziativa di musica e dintorni sta dando spazio a me come a tanti altri ragazzi
di farsi vedere e di farsi conoscere per quello che ci piace fare alla fine, perché per quello che uno può esprimere nel proprio piccolo senza andare a cercare la luna. Bene così, caro Massimo. Poc'anzi hai citato Jovanotti, all'anagrafe Lorenzo Cherubini, un grande artista. All'inizio non avremmo scommesso un centesimo su di lui, potrebbe succedere così anche per te, chissà, chi lo sa. Infatti, caro Massimo Ricciardi, tu sei pronto a proporci una delle tante canzoni veramente belle di Jovanotti. In questo caso ci riferiamo a Mi fido di te. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randaggi, cammelli e re magi, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans. Culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky. Teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego. Arcobaleno, più per meno meno, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, io mi fido di te. Ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? L'evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete e il miraggio, la luna è nell'altra metà. Lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, io mi fido di te. Ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Floresta, ho scoperto qui un pianoforte, ma chi se l'aspettava? Non potevamo chiudere in maniera migliore. Allora, l'aria fresca, come diceva Anna, pulita più che mai, ma soprattutto abbiamo scoperto, abbiamo conosciuto un sindaco che ha un entusiasmo, un'energia, tira dritto
E si fa così perché quando bisogna portare avanti i propri valori, i propri ideali e soprattutto per chi è nato in una terra che non vuole assolutamente abbandonare e per la quale si batterà sempre per una grande rinascita e per un grande futuro, non si può che essere così. Sindaco, io sono veramente contento di averti conosciuto e veramente ti ringrazio tanto. Allora noi andiamo a chiudere con quelle che sono le domande che ormai da casa si annotano, si appuntano puntata per puntata. E quindi il piatto tipico o un piatto che il turista deve comunque assaggiare venendo a Floresta? Sicuramente un piatto tipico che va assaggiato è la pasta con il fagiolino e col chitto. Il fagiolino fa parte, come dicevo prima, dei prodotti Deco, cresce solo a Floresta, quindi quale migliore piatto o quale migliore pietanza da assaggiare. Può essere fatto con la pasta ma anche diciamo, sotto forma di insalata, con l'aceto, l'origano locale, quindi questo è il piatto tipico florestano. Benissimo. E in dialetto Floresta? I florestani, detti anche volgarmente i casaloti. Perché? Ma il casaloti è un termine che ci viene riconosciuto soprattutto sul catanese. Casal Floresta o casaloto, chi arriva qua cerca il casale Floresta, però il nostro, diciamo, il vero nome è Florestani, Floresta Florestani. Floresta Florestani. Il proverbio, un detto del luogo. Visto che siete nel comune più alto della Sicilia, qua si dice pi morti anivare riporti, che significa per i morti la neve dietro le porte. Prendete nota, prendete nota. Allora, do a te il compito di ringraziare invece gli ospiti che abbiamo avuto, così sono i tuoi collaboratori e li ringrazi tu. Io intanto voglio iniziare con i saluti e i ringraziamenti per voi, per Giuseppe, per Anna, per i ragazzi tutta della la squadra. truppa, per tutta la squadra. Poi l'assessore Natolotto, con il quale ormai condividiamo questa esperienza politica da 8 anni. Accanto a noi c'è un rappresentante, Antonio, un validissimo giovane di Floresta che rappresenta la Prologo. La Prologo anche questa a Floresta vive, partecipa e realizza, quindi è presente anche lui per i saluti finali. Floresta, l'avete visto, è un paese che è piccolo ma ben organizzato. Assolutamente sì. Io la definisco una piccola perla. Il rilancio l'abbiamo fatto, l'abbiamo voluto, l'abbiamo creato. Quando una cosa si vuole, si fa, si crea. Non necessitano per forza di soldi pubblici, ma bensì la voglia e poi la caparbietà. Come avete visto, i commercianti che condividono il nostro operato partecipano attivamente. Ma come si fa a non partecipare con un sindaco così? Noi abbiamo detto che musica e dintorni assolutamente no politica, assolutamente no messaggi politici, perché non è questo il contesto. Quindi però con un sindaco così che ha una guida sicura, diciamo così, tra le curve, non si può che veramente avere grandi soddisfazioni. Allora grazie sindaco, posso passare un attimo il microfono ad Anna che è qua vicino a me. L'assessore Natolotto tra l'altro è un bravo musicista, suona la fisarmonica e ci sono anche i video online, quindi andatelo a sentire. Allora Anna, a te il compito di ricordare i luoghi che i nostri amici possono... I luoghi dove siamo stati, certo, quindi Barcellona Pozzo di Gotto, Condrò, Santa Teresa di Riva, Sinagra, Montagna Reale, Galati Mamertino e Falcone. Adesso sono tanti quindi è un po' complicato. Tutto su www.musichedintorni.eu. Bene, da questa meravigliosa perla, non piccola, direi importante e grande, che porta il nome di Floresta, un saluto a tutti da Giuseppe Santamaria, Anna Maria Lanza, Mariangela, Fortunato, Salvatore e oggi c'è anche Laura. Ciao! Ciao! Foti. Da oltre 40 anni il piacere della pasta fresca. A Barcellona Pozzo di Gotto. Pastificio Foti. Cerchi o vuoi imparare uno strumento musicale? Ma che musica è quello che cerchi? Strumenti musicali, accessori, scuola di musica, sala prova e registrazione e libri per studio e divertimento. Ci trovi a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Statale Sant'Antonino 377, sul web www.machemusica.net.